90 mm di pioggia caduti in mezz'ora hanno mandato in tilt Lignano questa mattina, strade, marciapiedi e cantine allagate. A peggiorare la situazione gli aghi di pino che hanno otturato molti tombini. Un pacchetto da 90 milioni per mettere mano a 39 ponti del Friuli Venezia Giulia. La Regione ha approvato una serie di interventi da qua al 2029, quasi la metà dei fondi destinati all'azione più urgente, il ponte di Dignano. Un 42enne di Udine ha giocato alle slot machine con il bancomat aziendale spendendo 25.000 euro in 3 mesi e mezzo. Ha patteggiato 10 mesi di reclusione e 900 euro di multa, pena sospesa. Bollette di luglio triplicate rispetto a quelle dello scorso anno e ora l'incubo dei rincari sulle fatture di agosto. Molti ristoratori e albergatori friulani sono al bivio. Resistere o chiudere, speciale alle 21 su Telefriuli. Pochi dubbi per Sottil, che riflette solo su uno tra Ebossé e Nuinting. Tornano Lovric e Beto. Il Sassuolo non vince in casa con i bianconeri dal 2016. Dionisi temo la loro fisicità. A tutti voi buonasera, ben trovati a questo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il maltempo ha colpito nuovamente la nostra regione. A farne le spese questa mattina è stata soprattutto Lignano, strade e scantinati allagati, alberi e cartelli della segnaletica stradale abbattuti. Tutto è successo nell'arco di poco più di mezz'ora, una trentina, le richieste di intervento ai vigili del fuoco e poi in campo anche i volontari della protezione civile. Vediamo. 90 mm di pioggia caduti in 30 minuti hanno mandato in tilt Lignano Sabbiadoro, una delle località più colpite dall'ondata di maltempo che si è abbattuta questa mattina sulla fascia costiera del Friuli Venezia Giulia. Le piogge sono state estremamente straordinarie, quindi sono fatti purtroppo che accadono con cadenza di 3-4 anni, ma sono fatti a cui purtroppo nel tempo dovremo abituarci. Ho già avuto la disponibilità sia dell'ingegner Battiston di CAF sia dell'ingegner Denardo del Consorzio Bonifica di fare una riunione per capire quali sono state le dinamiche che hanno creato questi disagi. I vigili del fuoco hanno ricevuto una cinquantina di richieste di intervento, impegnate le squadre dei distaccamenti di Lignano, Latisana, Codroipo e della sede centrale di Udine, assieme alla protezione civile della località balneare. La zona maggiormente colpita del nostro territorio è la zona di Pineta, con una propagine anche su Riviera, però diciamo che il grosso degli interventi attualmente in atto li stiamo svolgendo in zona appunto Pineta, principalmente per quanto riguarda allagamenti a questo punto di abitazioni scantinati, mentre le sedi stradali sono state quasi tutte in qualche modo prosciugate. E a causa delle forti piogge cadute nelle ultime ore si sono creati avvallamenti nel tratto tra Latisana e Portogruaro dell'autostrada A4. Per questo motivo dalla mezzanotte di oggi, venerdì 9 settembre, alle 4 di domani, sabato 10, verrà chiuso il tratto interessato in direzione Venezia. L'attività viene svolta per garantire la sicurezza degli utenti anche in vista del weekend, quando è previsto il rientro degli ultimi vacanzieri. Un pacchetto di interventi del valore di 90 milioni di euro per mettere mano a 39 ponti del Friuli Venezia Giulia. La Regione ha approvato una serie di interventi che sono finanziati per la maggior parte dal Ministero delle Infrastrutture da qua fino al 2029. Quasi la metà dei fondi coprirà uno degli interventi considerati più urgenti, riguarda il Ponte di Dignano. Un pacchetto di 39 interventi che partiranno dalla manutenzione straordinaria del ponte lungo la strada regionale 464 nei comuni di Dignano e Spilimbergo, intervento dal valore complessivo di 46,35 milioni di euro che prevede l'allargamento della piattaforma stradale e la realizzazione di 2 corsie ciclopedonali, oltre all'adeguamento strutturale del ponte e della scogliera di protezione idraulica delle pile. La Giunta regionale ha approvato un pacchetto di interventi dal valore complessivo di 90 milioni, 80 in arrivo dal Ministero
Ministero delle Infrastrutture e Mobilità e 10 di risorse proprio per la sistemazione dei ponti presenti in Friuli Venezia Giulia da qua al 2029. La priorità è data dalle criticità più importanti e poi al perfezionamento e riqualificazione di singoli itinerari. Oltre al ponte di Dignano si interverrà sempre sulla strada regionale 464 di Spilimbergo nei comuni di Arbes e Quals, un valore di 5,28 milioni, e sulla strada regionale 646 di Ucea nel comune di Lusevera dal valore di 990.000 euro, e quella del ponte sul torrente Degnano lungo la strada regionale 465 nel comune di Ovaro 1,5 milioni. La regione interverrà invece con fondi propri in fase di stanziamento su ulteriori 7 strutture, tra le quali la più rilevante è il ponte lungo la strada regionale 352 di Grado nel comune di Grado, che da solo vale 5,5 milioni di euro e su cui oggi, in attesa che vengano eseguiti i lavori, vige un divieto di transito ai veicoli con massa superiore alle 18 tonnellate. Un 42enne di Udine ha patteggiato 10 mesi di reclusione davanti al GUP. Aveva giocato quasi 25.000 euro alla sala slot con il bancomat aziendale. Ha giocato alle slot machine con il bancomat aziendale, spendendo quasi 25.000 euro in 3 mesi e mezzo. Oggi ha patteggiato 10 mesi di reclusione e 900 euro di multa appena sospesa. Si è conclusa così, davanti al GUP di Udine Maria Rosa Persico, la vicenda giudiziaria di un 42enne di Udine. Tra luglio e novembre 2021 l'uomo ha utilizzato per ben 111 volte, in media una al giorno, la carta dell'azienda per cui lavorava, una ditta di catering con sede a Livorno, per pagare il conto da 24.800 euro della sala slot. Scoperto l'ammanco, l'azienda ha bloccato la carta e denunciato l'accaduto. Il dipendente infedele era anche stato immortalato dalla videosorveglianza della sala giochi. Nel calcolare la pena si è tenuto conto del fatto che il 42enne, una volta individuato, ha restituito a rate l'intera somma sottratta. E i carabinieri di Gradisca d'Isonzo hanno individuato gli autori dei furti di gasolio commessi in alcuni cantieri del gasdotto Trieste-Mestre. I ladri, entrambi di Lestizza, avevano preso di mira le macchine operatrici parcheggiate all'interno dei cantieri. 12.000 i litri di carburante trafugati. Prelevavano gasolio da macchine operatrici ed escavatori parcheggiati all'interno di alcuni cantieri del gasdotto Trieste-Mestre. 2 persone, un 29enne e un 42enne, entrambe residenti a Lestizza, sono finite in carcere, una terza è stata invece denunciata. E questo è il risultato dell'operazione Simon condotta dai carabinieri di Gradisca d'Isonzo, avviata a marzo dopo un furto di gasolio consumato sul greto del torrente Torre a Pradamano. Sono riusciti a risalire i cantieri oggetto dei furti di gasolio e conseguentemente ai responsabili dei reati. La banda agiva principalmente nei fine settimana, momenti in cui i cantieri rimanevano incustoditi e l'ammanco del combustibile veniva scoperto solo il lunedì mattina. Una dozzina i furti addebitati e 12.000 euro i litri trafugati, parti dei quali già restituiti ai legittimi proprietari. Fa acquaplaning e finisce contro un'auto. È successo alle 14 lungo via Nazionale ad Opicina. Per causa in corso d'accertamento da parte dei carabinieri di Varcola, un 64enne triestino ha perso il controllo dello scooter andando a sbattere contro una Fiat 500. È stato sbalzato sull'asfalto, soccorso dal 118, è stato portato al Cattinara. È lesa invece la donna al volante della 500. Ed un'anziana è stata investita questa mattina alle 9 in via Montereale a Pordenone, in prossimità dell'incrocio con via dell'Artigliere per cause al vaglio della polizia locale. La donna è stata urtata da un SUV della Honda condotta da un uomo che dall'ospedale civile stava procedendo verso largo San Giovanni. L'anziana dopo l'impatto è rovinata a terra sbattendo violentemente la testa sull'asfalto. Immediata la richiesta di soccorso, la donna è stata assistita dal personale del 118 arrivato con l'ambulanza. Le sue condizioni sono serie. Una persona è rimasta gravemente ferita questa mattina a San Tommaso di Maiano in un incidente che è accaduto lungo la strada regionale 463. Erano le 7:30, coinvolti nello scontro un furgone ed una Fiat 600. Quest'ultimo mezzo è finito ruote all'aria con 2 persone a bordo. Secondo una prima ricostruzione, il camioncino avrebbe tamponato l'utilitaria che si era fermata per effettuare una manovra di svolta. Uno degli occupanti
occupante dell'auto è stato soccorso dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco di Gemona e trasportato in elicottero all'ospedale di Udine. Un marito violento e in fuga è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Aurisina. Si tratta di un 42enne rumeno scappato dopo l'ordine di carcerazione ricevuto per i maltrattamenti domestici commessi ai danni della moglie e della suocera. L'uomo, spesso ubriaco e litigioso, in un'occasione aveva anche rotto il setto nasale alla moglie con una testata. La violenza era stata commessa come punizione in quanto la donna si era allontanata da casa per qualche istante. Ancora cronaca, attimi di paura ieri sera poco prima delle 23 per un incendio che si è sviluppato al piano terra di un'abitazione di Precenicco in via Paladus. Le fiamme sono partite da 2 congelatori che a causa del fumo hanno bloccato un uomo, il proprietario di casa, all'interno della camera da letto. È stato portato in salvo dai vigili del fuoco. Ha un malore mentre lavora, scivola e sbatte la testa. Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi alla Alpilegno di via Grotta del Diauzo, a Monfalcone, per un uomo di 58 anni che ha riportato un trauma cranico. Immediata la richiesta di soccorso, giunta la Sores di Palmanova che ha inviato ambulanze e dell'isoccorso. L'operaio è stato portato in elicottero all'ospedale Cattinara di Trieste. Rilievi dell'infortunio da parte dei tecnici dello Spisal, dell'azienda sanitaria e della Polizia di Stato. Debutterà dal 1° gennaio 2023 e sostituirà l'IMU. La Giunta regionale ha avviato oggi la discussione sulla nuova imposta regionale sugli immobili. Resta confermata l'esclusione della tassazione per la prima casa. Dal 1 gennaio 2023 addio all'IMU e spazio alla nuova imposta regionale. Nel corso dei lavori della Giunta regionale di oggi, l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti ha presentato lo schema del disegno di legge sull'imposta locale sugli immobili. La notizia più importante è che non ci sarà nessuna tassa sulla prima casa. A differenza della norma nazionale, spiega Roberti, questa sarà esclusa e non esente, questo per tutelare il bene primario, rispettando i valori garantiti dalla Costituzione, quali la tutela della famiglia e del risparmio. Quello che invece con la nuova norma muterà sono le aliquote applicabili alle diverse tipologie di immobili, che diventano 3: i fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale, i fabbricati strumentali all'attività economica e le aree fabbricabili. Questo, come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, per consentire politiche fiscali mirate a specifiche categorie di immobili nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Nessun cambiamento invece con rinvio alla norma statale in ordine a versamento, riscossione, accertamento, sanzioni e contenziosi. La nuova norma prevede che la transizione dall'IMU alla regionale avvenga in un regime di neutralità finanziaria tra Stato, Regione e Comuni. Infine è prevista l'istituzione di una banca dati regionali finalizzata al monitoraggio e al coordinamento nella gestione dei dati stessi, avendo come fine l'interoperabilità dei sistemi informativi. Dalle imposte alle bollette, triplicate quelle di luglio rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, e ora l'incubo dei rincari che peseranno sulle fatture di agosto. Ristoratori ed albergatori di Lignano, pur a fronte di una stagione con numeri positivi sul fronte delle presenze, sono ora molto preoccupati per il futuro. Non tutti riusciranno a rimanere aperti dopo l'estate. Per l'anno prossimo si vedrà. Ascoltiamo alcune testimonianze. È stata una stagione estiva intensa, ma adesso si deve fare un po' i calcoli con le bollette. Parliamo di aver triplicato proprio le bollette dall'anno scorso, parliamo di un luglio di 4.260 euro a un luglio di quest'anno di 13.460 euro. A livello quotidiano aprire il casone in questo momento costa all'incirca 500 euro al giorno. Solo di energia? Solo di energia elettrica, nonostante siano tutte le lampadine a LED e compagnia bella. C'è paura per la fattura di agosto? Certamente, stiamo tremando per vedere quanto sarà effettivamente. Praticamente voi vedete che tra giugno dell'anno scorso e giugno di quest'anno abbiamo un aumento dell'energia del 120%, mentre a luglio del 232%. Eravamo già sorpresi con la bolletta di giugno, che era 6.000 rotti, ma ho detto sarà un conguaglio, sarà qualcosa di strano.
ma quella di luglio è 10.000 euro, una cosa assurda. Nell'altro albergo abbiamo sia il fotovoltaico che il solare, ci ha consentito di avere notevole risparmio soprattutto sul gas. Il gas per il riscaldamento dell'acqua dei bagni è stata una spesa molto bassa, irrisoria. Acquapazza Pizzeria. Lì mi ha aumentato di un 150% e anche lì saremo aperti anche l'inverno, però sì, anche lì è da valutare. La situazione di alberghi e ristoranti in Friuli con le testimonianze degli operatori sarà al centro dello speciale Focus di questa sera in onda su Telefriuli alle 21 dal titolo Bollette, un boccone amaro. Seconda giornata oggi per Friuli Doc, allora andiamo subito in diretta a Udine dove c'è per noi Davide Vicedomini. Buonasera Davide. Nella loggia del Lionello vengono premiati i 6 progetti del concorso Coldiretti. Stiamo parlando di imprese green che appunto hanno avuto questi riconoscimenti. Si parla della birra Lento Sviluppo, si parla del formaggio tipico di Sappada e poi molti altri. Ci dice tutto Anna Turato, che è delegata regionale di Coldiretti Imprese Giovani. È un anno difficile questo, ma i giovani con l'innovazione riescono sempre a spuntare. Sì, esatto, sicuramente questo per noi è stato un anno molto difficile, è proprio per quello che ancora con maggiore entusiasmo siamo felici di essere qui oggi per la celebrazione della 16ª edizione ormai di questo concorso che appunto premia 6 diverse categorie di progetti imprenditoriali. In un anno come questo sicuramente non era così semplice pensare anche di poter trovare tante imprese che potessero e avessero intenzione di partecipare a questo concorso, proprio perché è difficile comunque in una situazione in cui ci troviamo trovare la forza e la grinta di mettersi in gioco. Invece vediamo che i giovani hanno sempre una risposta molto positiva e ci insegnano che da oggi in poi diventerà sempre più importante investire in tecnologia, innovazione produttiva, perché quello che noi dobbiamo riuscire a fare è andare ad ottimizzare l'impiego dei mezzi tecnici, a ottimizzare l'impiego dell'acqua, dell'energia, e quindi è proprio investendo a monte che dobbiamo riuscire a creare dei sistemi produttivi che siano sempre più sostenibili e ci consentano poi anche da un punto di vista economico di andare avanti. Bene, ringraziamo Anna Turato per questo intervento. Tra poco ci saranno appunto le premiazioni, noi seguiremo Friuli Doc anche durante Screenshot a partire dalle 19.45 fino alle 20.15, seguendo anche poi lo Shokung proprio qui in Piazza Libertà. A voi la linea. Grazie a Davide Vicedomini. Il TAR non sospende l'iter autorizzativo del progetto Kronospan a Ponte Rosso, non ci sono rischi per la salute pubblica, dicono i giudici. Il progetto della Kronospan a Ponte Rosso non presenta un pericolo grave e imminente, soprattutto perché i paventati rischi per la salute pubblica non sono suffragati dagli approfondimenti tecnici. Con questa motivazione il TAR del Friuli Venezia Giulia ha respinto la richiesta del Comune di San Vito al Tagliamento di sospendere l'iter autorizzativo regionale del progetto. L'amministrazione comunale era ricorsa contro il provvedimento autorizzatorio unico regionale per l'ampliamento dello stabilimento e la realizzazione di una linea produttiva di pannelli truciolari da legno riciclato, comprensiva di essiccatoio, per il mancato recepimento delle osservazioni da lei presentate. Un no che non sorprende l'amministratore delegato di Kronospan, Massimo Cenedella. L'essiccatoio da noi proposto, spiega, prevede emissioni massime di 3 mg a metro cubo d'aria contro i 10-20 mg di altri impianti autorizzati in Friuli. Ciò dimostra che il nostro progetto non ha confronti, conclude, con altri comparabili dello stesso settore. Nell'ordinanza pubblicata oggi il giudice amministrativo ha deciso inoltre di non esprimersi immediatamente sul merito per valutare assieme i numerosi ricorsi pendenti sul progetto. Fincantieri costruirà altre 4 navi per Viking. Nell'ambito dell'annuncio per 6 opzioni del marzo 2018, le 2 società hanno reso efficaci i contratti per la terza e la 4ª nave. Fincantieri e Viking hanno inoltre firmato i contratti per la 5ª e la 6ª unità,
condizionati al conseguimento del relativo finanziamento come da prassi del settore. Il valore complessivo degli accordi ammonta a oltre 1,7 miliardi di euro. Le consegne sono previste rispettivamente nel 2026, 2027 e 2 nel 2028. E la Cimolai SPA finanzia 8 borse di studio del valore di 2.000 euro ciascuna a favore degli iscritti al Master BIM, Building Information Modeling di primo livello, che partirà il prossimo ottobre all'Università di Udine. Il percorso formativo è riservato ai possessori di laurea almeno triennale, all'obiettivo di formare esperti nel settore delle tecnologie BIM in grado di operare con tecniche di modellazione informatizzata e di gestione elettronica dei progetti, con competenze nel campo del rilievo avanzato con strumentazione digitale 3D. Al termine del percorso formativo gli studenti potranno essere selezionati per l'inserimento in azienda all'interno dell'ufficio tecnico, attualmente composto da 150 professionisti. Le domande di ammissione possono essere presentate entro le 12 del prossimo 10 ottobre. All'Università di Udine nasce l'unità di ricerca congiunta con il CNR per l'invecchiamento in salute grazie ad una corretta alimentazione. Il progetto coinvolge ricercatori del Dipartimento di Scienze Bioagroalimentari del CNR e dei dipartimenti di area medica, Scienze Agroalimentari e Scienze Giuridiche dell'Ateneo Friulano. Ha sede nella nuova struttura del Dipartimento d'Area Medica dell'Università di Udine in via Faedis l'unità di ricerca congiunta attivata tra Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Ateneo Friulano con lo scopo di realizzare progetti e attività per sviluppare interventi nutrizionali mirati che contribuiscano a un invecchiamento in salute. Lo stile di vita, quindi quanto ti muovi, come vivi, quanto dormi, come mangi, questo ha un'influenza molto alta sulla poi qualità della vita nell'ultima parte della vita. Noi abbiamo spostato l'aspettativa di vita grazie alle terapie, alle tecnologie e alle nostre conoscenze più avanti. Allora adesso noi dobbiamo anche occuparci di prevenire e di favorire anche una qualità della vita con cronicità, con manifestazioni di invecchiamento e rallentare la degenerazione. Prevenzione oggi vuol dire un'altra parola molto importante, che è la parola One Health, che può sembrare molto complessa o molto strana da ascoltare, ma in sintesi vuol dire guardare la nostra salute insieme a quella del mondo animale che ci circonda e dell'ambiente in cui viviamo. Questo è un aspetto unitario, dobbiamo prenderci cura di noi stessi e del mondo che ci sta attorno, perché questo ci garantisce salute e benessere per il presente e per il futuro. Sono 407 i nuovi casi Covid rilevati in regione, 3.218 i test effettuati, sono 3 le persone ricoverate in terapia intensiva, 128 in altri reparti, 5 le persone morte con Covid, 2 a Udine, 3 a Trieste. Solidarietà nei confronti di Salman Rushdie, lo scrittore dei versi satanici accoltellato a New York da un 24enne, è stata espressa dall'associazione Neda Day, che per lunedì a Pordenone ha organizzato un incontro con intellettuali provenienti da ogni dove. Qualcuno però, per paura di ritorsioni, ha declinato l'invito. Solidarietà nei confronti di Salman Rushdie, lo scrittore di versi satanici accoltellato nei giorni scorsi a New York. Il suo libro è vietato in Iran dal 1988 poiché molti musulmani lo considerano blasfemo. Lunedì a Pordenone, nella saletta Teresina De Gan, si terrà dalle 17:30 alle 19 un incontro al quale parteciperanno diversi intellettuali. L'obiettivo è quello di difendere la libertà di espressione e ovviamente difendere a spada tratta l'operato di Rushdie. Tra gli invitati però qualcuno ha già declinato. Innanzitutto Salman Rushdie non ha né offeso il Corano né tantomeno l'Islam. Lui ha scritto semplicemente, essendo uno scrittore, anche un cittadino nato e cresciuto in una famiglia islamica, ha fatto semplicemente un romanzo dove racconta la vita nel VII secolo d.C., punto e basta. Quando uno scrive un libro non deve assolutamente rischiare la pelle. Tanti i protagonisti, ma c'è anche qualcuno che ha rifiutato. Perché? Noi abbiamo invitato tutti quanti, noi non andiamo a indagare, però io penso la paura non faccia parte della tradizione dell'essere umano, particolarmente degli intelligenti. Chi rifiuta vuol dire che dà una mano all'integralismo.
Il Museo Etnografico del Friuli ospita fino al 25 settembre la mostra Ricamo, un filo tra presente e passato, che propone la rivisitazione di tecniche del passato grazie all'associazione Il Friuli Ricama. Ricamo, un filo tra presente e passato, è il tema della mostra che è ospitata al Museo Etnografico di Via Grazzano a Udine, rievoca un'antica tradizione rendendola attuale ai giorni nostri. Il ricamo, che in passato per molte donne era un lavoro, ai giorni nostri è occasione di studio, di riscoperta, di creatività, di confronto, un hobby che richiede grande manualità. Il ricamo accresce anche l'autostima, dà la serenità, perché una persona si concentra a fare una cosa, ha soddisfazione in quello che fa. È sempre una ricerca continua. Quest'anno approfondiamo una tecnica particolare che non si vedeva da tantissimi anni, che sarebbe in pratica il punto tappezzeria. Quindi viene rivestito completamente tutto il tessuto con dei punti particolari, anche mettendo delle sfumature per creare un effetto quasi tridimensionale, e questo è, diciamo, è il tema di quest'anno, però non mancano tutte le altre tecniche. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo tra pochissimo l'appuntamento con il notiziario sportivo, poi le previsioni del tempo a cura del nostro Antonino Renda e ancora dalle 19:45 in diretta da Friuli Doc, e poi appunto il tema delle bollette che preoccupa ristoratori e albergatori del Friuli al centro del nostro focus alle 21. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia di Telefriuli. Arrivederci.